Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura una tragedia avvenuta questa mattina nel quartiere Zen di Palermo. Una donna di 60 anni sarebbe volata giù dal terzo piano di una palazzina. Non è chiaro se si sia trattato di un incidente o se la vittima abbia deciso di gettarsi di sotto per porre fine alla propria vita. Indagini sono in corso da parte della Polizia di Stato. Sono finiti in manette, rinchiusi nel carcere di Monastir in Tunisia, i genitori della piccola di 4 anni che domenica scorsa è giunta a Lampedusa senza famiglia dopo un viaggio di 30 ore su un barcone carico di altri profughi. A dare la notizia dell'arresto dei genitori è stato il parlamentare tunisino Mahdi Karbai, che è in contatto con la zia della piccola. La coppia sarebbe stata trattenuta con l'accusa di abbandono di minore dopo essere andata a denunciare la scomparsa della figlia. Rimaniamo in tema di migranti perché sono in corso ancora sbarchi a Lampedusa, dove nelle ultime ore sono giunti 302 stranieri con 5 barconi. A soccorrerli ci hanno pensato i finanzieri, la Guardia Costiera e la Capitaneria di Porto. Nell'hotspot di Contrada Imbriacola ci sono attualmente 1168 persone a fronte di una capienza massima prevista di 350. E in chiusura il Covid. Per la prima volta da 4 settimane tornano a calare i nuovi casi in Italia, ma aumentano i ricoveri, così come i decessi. Lo dice il report della Fondazione Gimbe. I nuovi casi registrano un meno 6,2%, in aumento i casi attualmente positivi e le persone in isolamento. È tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 18. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.